Innanzitutto desidero ringraziare Prosecco Hills per aver messo in pratica ciò che la Regione Veneto chiedeva da tempo, ossia la possibilità di mettere in rete imprenditori di diverso tipo, con esperienze diverse, per creare un prodotto turistico sul territorio. Grazie ai fondi PORFES messi a disposizione dalla Regione noi abbiamo potuto intervenire in vari ambiti, uno relativo alla rigenerazione delle imprese, quindi poter mettere a punto i nostri alberghi, le strutture extra alberghiere per elevare il servizio turistico. L'altro proprio la creazione di rete di imprese come quella di Prosecco Hills, e la terza la creazione di nuovi prodotti turistici sul territorio. Ecco, l'idea di mettersi insieme, di fare squadra, penso che sia il leitmotiv di questa grande rete di impresa, che oggi più che mai dimostra tutta la sua capacità e che si sta implementando sul territorio con un'attenzione particolare legata al tema della sostenibilità, che va sia in ambito turistico che in ambito agricolo, visto che il sottoscritto ha entrambe le deleghe, e il compito nostro è continuare a sviluppare prodotti turistici nuovi, importanti sul territorio, per implementare questa destinazione con un'attenzione particolare però al rispetto di queste colline.